fa il narratore di voi? Chi si prenota? Uomo, donna, vanno tutti bene. Faccio io il narratore? Che faccia la figlia, la Bettina. Delle signore presenti, chi vuole fare la Bettina? Posso provarci, se non si offre nessuno. Chi è? Lei? Lucia Angeretti. Bravissima, che fa la figlia. Mi serve una signora che faccia la moglie. L'Angelina. Dimmi un po' di nomi di persone. Angela. Vorrei provarci, ma devo proprio scollegarmi qualche minuto, proprio alle 7. Devo fare una roba veloce, quindi è per quello che non mi offro. Prossima volta. Grazie. Dimmi qualcun altro. Signor Carmen? La signora Carmen, che era qua, che non la vedo più. No, ci sono, ci sono. Va bene, non so se sono all'altezza, comunque va bene. Ok, devo fare chi? Bettina? Mi hai sentito Carmen? Che non la sento Sì, più? sì, mi sente? Sì, sì, ci sono, Il ci signor sono. il Battista, che potrebbe essere il signor Cornali, dico un nome a caso, eh. Non ho capito cosa ha detto. Avrebbe voglia di fare lei il Battista? Vabbè, posso provare. L'ho letto di corsa, però posso provare, va bene. Bravo, bravissimo. Tanto c'è poco, perché più della metà è le donne prima. Fanico. Allora, intanto abbiamo le due donne, ma partiamo dall'inizio, il narratore che dice il Röster, eccetera. Torniamo indietro? Mauro, bravo. Dai. I Rostek. Scusate, devo prendere la lettura prima, Fa niente. perché avevo aperto la seconda. Allora, Scendiamo. Ecco. Personaggi e interpreti. vi leggo? Tone, ricco borghese bergamasco, Rosa, sua moglie, Smichatut, duca di Piazza Pontida, Battista, ricco possidente, Angelina, sua moglie, Bettina, figlia di Battista di primo letto, Giacom, benestante amico di Battista, Marieta, sua moglie, Menec, commerciante cognato di Marieta, vedovo, Filippi, figlio di Menec. Fermo dov'è? La voce comunque va e viene, si sente pochissimo. Si era scomparso. Vado avanti? Ma piano. Sì. Tony. Avanti. Aspetti, li avevo letti fino a Filippi. Li ha letti di corsa e non va bene. Pianino. Va bene. Tone, ricco borghese bergamasco, Bravo. Rosa, sua moglie, Smichatut, Bravo. duca di Piazza Pontida,
Fermo, cosa vuol Battista. dire smicia In effetti, cosa vuol dire smicciato? Non lo so. Non lo sa? No, Smicia Smiccia cosa vuol dire? Guardare. Guardare. Tot vuol dire guarda tutto. Quindi l'osservatore è il titolo del nostro duca di Piazza Pontida. Il suo nome ducale è avanti. Battista, Battista, ricco possidente, Angelina, sua moglie, Bettina, figlia di Battista di primo letto, Giacomo, benestante amico di Battista, Marietta, sua moglie, Menec, commerciante cognato di Marietta, vedovo, Filippi, figlio di Menec. non mi sente Oscar? Sì, adesso sì, la sento. Marietta con la E, la Marietta, battuta. Marietta. ok, Marietta. Menec, commerciante cognato di Marietta, Filippi, figlio di Menec. Bene, andiamo avanti. Camera in casa di Battista. Angelina e Bettina sono impegnate a sferruzzare. Shura Madre. Shura Mader. Beh, Sì. Signora incorsida, le mesa quaresma, le squase finida. La mesa quaresima, La mesa. Angelina, cosa diget? Am sedirtide o no? Del bu, ma est nia una strasa de commedia. E allora, te pare poi la uris strabangol, a me par mia, l'esamo ses mis che ho sposato il tuo padre e il mamma menat de quar bande. Prope. Men vedi a mia lura che il ghes de tornà a sposas. Quando sere chedes per me, che pensai, e disiede de me, al capese, poer martero il me pader, lui il me mena ni sulöc, e il conos gnauca che il pöde tirandre, e il cognos gnauca che il pöde tirandre. Se se sposa un'altra volta, darò sema con la mia matregna. La belù tornata a sposas, ma perché il che ede, gene got gna per me, gna per vu. Figuremsa Leonorso, cara la mia Bettina, lui se la spassa mia, e il vuol che se dierte neanche notre do. Figuremsa, quando che sere amo in asceta, me mai mancande gotne, figuremsa, sostacia tirada son d'una famiglia per be. Figurenza, la mia poor mother era una fonna col suo bravo carattere. Se una roba fa la che parla mia troppo per la quale l'era buona de fa sente ed endangir a una quac ed endangir una quac papinu sendi un papinu in Dutch, assumia. Figurenza, ma la mela sa mai manca i nostri divertimenti. Quando comincia la stagione, andà sempre a teatro e di commedie e opere, ma la me sta attenta, né? Figurenza, la mamma a doma in doche la sera chi podes vet o spettacolo, anche i brai scete, e la spendia i suoi brai palanche senza stare a tenere la tat longa. Ma mia appena al Duniset, né? Anche al Duse, al social, d'estate alla Maresana e una qua volte a tol gelato alla Mariana o a bifo il caffè al Balser. Quando poi in stacca era sempre vergù che ne troam, parec, amis, poi una qualche sue noci. Figurenza, ma era mia pericolo, né? Figuremsa. Me infine senzu, all'avrà dice almeno 100 volte. Sottovoce con rabbia. Figurenza, di che mia d'andà in ture una girondolata toldè,
ma una qua volte mi piacerebbe anche a me a te su andare a fare giretto. E me, povera martira, andò mai a fo de lös. Ma cosa dighe fo de lös? Pödegna sta alla finestra che il me dis söbet de tiras de det. Loter de sere, loter de sere drearda zo utanti. Al ma figurat che la preustuna della Pierina Fornera, le corrida ad Igel e il völia ciapama sciafù. E a me, quate me diga il dret per causa to de te, Perché? Cosa foi po de mal? ma te almeno te se sposeré, me toccherà sopportar finché scampe. Disem shura mader, me sposerò? Me digheres de sé, Disem shura mader, quando me sposerò? figurenza, quando che Dio böta. E signor böteral senza che me gabbie de sail? Arda che crappa che te gesso. Merà figurenza che te sappia po a te o no? Per adesso nessuno mi dice di gnamone got. Se nisulta dice negota, il tel digherà. Gel negota in vista, Se no, ma tuo padre aveva mia che te dighe, che te dighe. cara mamma, dice Emel, Cara te, più di mia, cara mamma, almeno ergotina. se te dighe che sono got, te sai come le fai se parli le bude Cassandre Uster. Non so, Basta diga negota lui. se bra, se te se buna de tegna una pisada. Testo. Diciamo, oh. Sì, sono salito. Fermo lì, fermo lì. Figuremsa, giure che gel dighe mia. Scusa te, cos'è li sto figuremsa? Assomiglia a me, so talmente abituata che il dighe senza rincorses. Ironicamente. Gol döbe me che la sedre a tu imperibale, che la cipetta lì. Tra sé. Cara mamma, disemver got. Se dai, desde fo, legniamo mia finita sta soletta. Legniamo Adesso, finita sta soletta, scusa. adesso, sodre. Se il via calto padre che la soletta legniamo mia finita, al digherà che te se staccia che coi masso la panza e me figurenza. A Bettina. Che bruvesse che go costo figurenza. Tra sé. Arde come ingoggia la svelta, ma disemver gota de sto murus. Te sei ciocca? Chi che t'ha parlato de murus? Si fistaccia che mi dice che mi sposerò. Pel das. Cara mamma, se sai ergota disemel. Te la fo, me che la doca. Quando dighe che sono got, le sen che sono got o no? No, 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 sempre no. Adesso proprio stufa della stufa. Ma va, erbe. Sottovoce, con rabbia. Sorry. Te, ma dovete imparare, si sevilana, Geni su che meo il be, te vele a tro mostasuna. se de che be della madregna e ho di te. Sottovoce. Cosa dici? Me, negota. Cara te sgiunfemmiga, samo che non piscarpi de che la cacche. Golmeon che non fa otter che ton tognato tol santo de. Figuremsa. Adesso gavrò de denta bretina può per la sceta che fra l'altro legna la mea. Continuo. Aspettiamo che il testo salga. Bene, perfetto. Ok. Cara mamma, la ciappa il nervus alla svelta però, ne?
Squase digheres che la garesu, sere mia e se una volta, che mi redensciù, chi che cammina de polvere alla fisse sporca e scarpe. Bravo, Passo. bravissimi, bravissimi. Bravo il narratore che è entrato al posto al momento. Giusto che non siano le due signore, se no anche le due signore che hanno recitato, ha voglia di tradurre? Per me sì. Ecco, scena prima, atto primo. Chi ha voglia di... Signori? Anche se non sono le due signore di prima? Posso provare? La connessione va e viene, sento poco. Ho detto posso provare io eventualmente? Sì, benissimo, ho detto sì. Traduco quindi in italiano dal dialetto. Certo. Signora madre, sì? Non vi siete ricordata? La mezza quaresima è quasi finita. No, fermo lì. Fermo lì. Non è accorta, rincorsida, non è ricordata. Rincorsida è accorta, ricordata sarebbe regordata. Ah, ricordate, ok. Non vi siete ricordata, la mezza quaresima è quasi finita. Cosa ha detto? Cosa ne dici? Cosa ne dici? Non ci siamo divertiti o no? Davvero, ma è una commedia una commedia, una commedia brutta. No, non abbiamo visto neanche una straccia di commedia. Non avete neanche una straccia di commedia. E allora ti pare, ti sembra un lavoro un lavoro così strano? Bravo, una cosa così strana? Così strana. A me non sembra. Sono già 6 mesi che mi sono sposata tuo padre e non mi ha mai portato da qualche parte, non mi ha mai portato da qualche parte, da nessuna parte praticamente. Proprio, ma non vedo l'ora che torni a sposarsi. Fermo lì, tempi dei verbi. Non vedevo l'ora che dovesse tornare a sposarsi, perché è passata questa cosa. Certo, che dovesse tornare a sposarsi. Infatti è il secondo anno. Quando stavo da sola e pensavo e dicevo tra me, capisco, povera madre. Povero martire. Povero martir, sì, martir, mia madre. Capisco, perché vedo poco, c'è la luce. Povero martire del papà. Mio papà, lui non mi ha portato in nessun posto e non conosco non conosco neanche un cane che mi porti dietro, che mi tira che mi porti dietro. Se si è sposato un'altra volta, se si sposa un'altra volta, andrò insieme con la mia matrigna. Andrò con la mia matrigna. È bello tornare a sposarsi. È presente? È bello tornare a sposarsi, ma per quello che vedo non c'è niente né per me né per voi. Fermo dove sta? Fermo. Fermo lì. La bentornata a sposarsi, vuol dire ha ben tornato a sposarsi. Ha ben tornato a sposarsi.
Ma beh, ma per quel che vedo, non c'è niente né per me né per voi. Io non sento più niente. qualcuno che traduca? Figuriamoci, è un orso, cara la mia Bettina. Chi è che lo dice? Posso provare? Mi sentite? Sì? Sì, ma la connessione va e viene, si sente, vabbè, comunque va bene, ok. Allora, chi mi ha detto posso provare? Io, Cassi Marilena. Brava, via. Allora, Figuriamoci. figuriamoci, è un orso, cara la mia Bettina. Lui non se la spassa e non vuole che non ci divertiamo neanche noi due. Figuriamoci, quando ero ancora una ragazza, non mi è mai mancato niente, né? Figuriamoci, sono stata tirata su in una famiglia per bene. Figuriamoci, la mia povera mamma era una donna col suo buon carattere. Se una cosa in fallo non gli sembrava troppo per la quale era capace di farsi sentire e di andare in giro e di dare qualche schiaffone, Sì, qualche sberla. schifone. Se qualche sberla era, aspetti, di farsi sentire e di dare qualche sberla se andava data. Figuriamoci. Figuriamoci, non, figuriamoci, ma non mi lasciava mai mancare i nostri divertimenti. Quando cominciava la stagione si andava sempre a teatro e a vedere delle commedie, le opere, ma stava, ma ci stava attenta, né? Figuriamoci, mi portava solo dove sapeva che dove sapeva che si potesse vedere uno spettacolo anche le brave ragazze e spendeva i suoi bravi soldi senza star lì a tenerla lunga. Avanti, benissimo. Ma non solo appena al Donizetti, né? Anche al Duse, al Social, d'estate alla Maresana e Al sociale. Il sociale è al il Sociale. teatro che c'è a Bergamo Alta, che è poi Ok, posta via di Corsarola. al Donizetti di Bergamo Bassa. Ok. D'estate alla Maresana e qualche volta a prendere il gelato alla Marianna o a bere il caffè al Balzer. Quando poi stavamo a casa, c'era sempre qualcuno che veniva a trovarmi, parenti, amici, poi una volta qualche giovanotto, figuriamoci, ma non c'era pericolo, vero? Avanti, avanti, bravo. Figuriamoci, figuriamoci. Ma persino a Isensu non so cosa voglia dire. Si Ma morde una oppure si mangia della frutta un po' acerba, che la bocca si lega. non ho capito. Ho sentito solo l'ultima parte. Cioè, è come se la bocca si impastasse, Ok, che si mangia qualcosa di Isensu è acerbo. proprio avrà la- detto, avrà detto almeno 100 volte.
Figuriamoci. Figuriamoci, non dico che andavamo in giro a gironzolare tutto il giorno, ma qualche volta mi piacerebbe anche, anche a me tirarmi fuori e andare a fare un giro. A me, povera martire, non... Ferma. Ah, e me, e io, povera martire. Ferma, cara. Marilena, ferma. Sì? Allora, tu e andare a fare il giretto vuol dire prendere su e andare. Prendere su e andare a fare un giro. Tu ecco, tu vuol dire prendere su, prendere l'iniziativa e andare a fare un giro. Basta si fermi qualcun altro. Ok, Grazie, brava. prego. Qualcun altro? Mi scendi un attimo perché non vedo. Questo. Sì. Posso provare io? Ecco, comparso. Chi sei? Daniele, in realtà è la mia prima lezione oggi. Va bene, fa niente. Proviamo dall'inizio, dai. Allora, è me povera martire. E io, povera martira, Martire. no- giusto. Non vado mai, non lo so, non esco mai fuori di casa, fodelos, fuori dalle ossa. È l'uscio. Porta. Ah, Porta. non esco mai dall'uscio. Ma cosa dico fuori dall'uscio? Non posso neanche stare alla finestra che mi dicono subito di tirarmi dentro. L'altro giorno stavo guardando giù Dalla un finestra. po'. Ah. L'altro giorno stavo guardando giù un pochino e mi ha visto quella pettegola della Pierina, la fornaia, ed è corsa a dirglielo e voleva prendermi a schiaffoni. E io, quante me ne hanno dette dietro per colpa tua? No, quante Cioè me ne lui, hanno dette? aspetta, Gioia. Allora, quante me ne dice? Perché stanno parlando del padre che non è presente in questo momento, quindi possono spettegolare fra loro e Angelina dice, e a me quanto... Daniele è scomparso. No, io ci sono, non sentivo lei. La sua voce va e viene in Va e viene. continuazione, si perde Sì. molto. Mi dispiace, Verissimo, anche io continuo a perdere i pezzi. mi dispiace. Proviamo la prossima volta se speriamo in un tempo migliore che non ci rompa l'anima così. Comunque cerchiamo di andare avanti con quello che abbiamo, dai. Ok. Ecco, Bettina, perché? Perché? E io cosa faccio di male? Mm, Ma tu almeno ti sposerai. A me mi toccherà sopportarlo fino a che campo. mm. Mi dica, signora madre, mi sposerò? Ma io direi di sì. Mi dica, signora madre, quando mi sposerò? Figuriamoci, quando Dio vuole. Ehm, Vorrà. il Signore vorrà senza che io debba saperlo. Guarda che testa che c'hai lì. Bisogna- Merà, non lo so. Bisognerà. Ah, figuriamoci,
Ah, bisognerà, figuriamoci, che lo sappia pure te o no. Non ha detto nulla. Se nessuno ti ha detto nulla, te lo diranno o te lo dirà. Non c'è niente in vista? Sì e no. Ma tuo papà non... Ah, sì e no, ma tuo papà non vuole che te lo dica. Cara mamma, me lo dica. Eh, cara tu, non posso. Cara mamma, almeno qualcosina. Se ti dico che non so niente, tu sai com'è fatto. Se parlo è capace di cacciarmene dietro, non lo so. Uno staio, che era una misura, è una misura che utilizzano Ah, per misurare i cereali, e però è una misura grande, ne tiene tanti di cereali, quindi uno che me ne caccia dietro uno staio vuol dire che proprio mi dice peste e corna. basta non dirgli niente a lui. Se è brava, se non sei capace neanche di tenerti dentro una pisciata, figuriamoci. Giuro che non glielo dico. Scusa, te, cos'è questo figuriamoci? Ah, non lo so neanch'io, sono talmente abituata che lo dico senza accorgermene. Ho il dubbio, ho il dubbio che mi stai prendendo, che mi stai prendendo in giro. Chi? No, che mi sta prendendo in giro? Che mi stia prendendo in giro? Quella cipeta lì, non lo so. Allora, cipeta è un modo di dire per dire quella birichina, quella furbetta. Mm. Ah, ok. Cara mamma, mi dica qualcosa. Dai, svegliati. Non è ancora finita questa scena, questa scenetta? Non lo so. No, la soletta non è No. il sotto del che stanno sferruzzando, giusto? Mm. Le nostre nonne per non rendere così difficile l'impatto con gli zooni e soprattutto per preservare le calze. Quindi la soletta si sferruzzava con gli aghi grossi. Avanti. Adesso Sodre, ho quasi finito, lo sto facendo. Se viene a casa tuo padre, che la soletta non è ancora finita, lui dirà che sei stata con le mani in mano a far nulla. E a me, figuriamoci, che brutto vizio che ho con questo figuriamoci. Guarda come un goge, non lo so. Sferruzzo. Ah, sferruzzo alla svelta. Mi dica qualcosa di questo moroso. Oh, ma sei ubriaca? Chi ha parlato di moroso? È stata lei che mi ha detto che mi sposerò. Può essere. Cara mamma, se sa qualcosa, me lo dica. Basta, basta. Dunque, Quando dico che non so nulla, vuol dire che non so nulla o no? No, 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 sempre no. adesso Dopo sono, queste frasi. Adesso sono più stufa che stufa. sono proprio stanca, al di là di stanca. Ok. Ma va, Erbe, non lo so. Va, Erbe, Ah, va, ok. come dire, ma va a quel paese. Ma tu dove hai imparato a essere così maleducata? Nessuno mi vuole bene. Io te ne voglio troppo.
permalosa? Questa faccia. Ah, brutta faccia. Sì, come no. Anche bene di matrina e ho detto tutto. Ah, ok. Cosa hai detto? Io? Niente. Te, bella, non esplodere, non gonfiarti. Gonfiarmi, non gonfiarmi. Ah, non gonfiarmi. Già ne ho piene le scatole di questa casa qui, di stare qui. C'ho il mio uomo che non fa che lamentarsi tutto il santo giorno. Figuriamoci. Adesso dovrò diventare bretina. Pure per... Guarda, mostrare il rosso e diventare viola, bretina. Bretina vuol dire viola? Vuol dire sì, vuol dire proprio rossa di rabbia, ma al di là Ah. arrabbiatissima. Per una figlia che tra l'altro non è neanche la mia. Cara mamma, si innervosisce alla svelta però, no? Lei, no? Quasi quasi direi che c'ha ragione. Ma non ero così una volta, eh. Non c'è redenzione. Redenzione. Chi cammina nella polvere alla fine si sporca le scarpe. Il traduttore, bravi i due traduttori, brave le signore, bravi tutti, bravissimi. Seconda scena, entra Battista, quindi signor Cornali si prepari. Pronto? Pronto, benissimo. Angelina e Bettina le facciamo fare ancora le signore di prima? Se hanno voglia? Io volentieri. L'altra signora Carmen? Sì, a me va bene, se c'è qualche altra volontaria, ok, altrimenti va bene. Sì, anch'io lascio posto se c'è qualcuno che vuole leggere. Certo, certo. Se qualcuno vuol provare va bene. Deduco che no. A questo punto tocca a voi, mie care. Scena 2. Battista ed Ette. Battista entra e viene bel bello senza parlare. Ma dove l'esamo che? Tra sé si alza. Al fa come fai gac, se gnacaria. Sottovoce si alza e riverisce. Schurpader. Perfetto. Se in dei nats angogià. Fi mia zo tate sbambosade. Che mia bisogno de dim la erità. De leam ol capel töte jolte. Töte jolte che egne det in de meca. Ardè, ongogiat fino adesso, osamo finì la soleta. Pota che sarà Ferma lì. Allora, Battista, che mi ha bisogno di la erità, lo dice tante volte perché è un intercalare fastidioso come il figurenza della nostra Angelina. Quindi lui dice che mi ha bisogno di la erità. Se ne va. Si sente niente. Ma deve far Battista? No, deve fare Bettina adesso. Ah. Ardè, ongogiat fino adesso, osamo finì la soleta. Pota sta attenta adesso che sarà pagata a Cotimo. Un linguassa. I finit dicen la erità de fan dai bec. Bec. O bruta respondeta.
rispondete ad una? Ad Angelina. Ma no, caro Schurpader, almeno del tep della mesa quaresima sti quiet. Se mi darà mia spas, me ne fa negota. Bastate ca mia bega. Ma mai più, l'Ulgheria mia sta mezza giornata senza da fodemat. Ma sentì che rassa dell'apa, chi soime, u beschiu forse, u mai accadenas, u divertimento, dice la verità, senza esagerare, chi mi piace po' a me. Allora, Schurpader, donche vai tanti in maschera. Cos'è? Sei diventata matta in maschera. Adesso arriva più bello. Sottovoce. E te, t'aggress la faccia de tola, dice la verità, de dir che vemeni in maschera, mi mai vest me, dice la verità, andà a gir sbingulet col mustache quacciazzò. Cos'è la sta maschera? In che maniera, dice la verità, Gavresh de andrà a Turin in maschera, finì a parlare. Con furia. I brais cete, i gamir de met sur la maschera. Con sdegno. E spuse? Sura no, gnai spuse. Pota allora perché? Figurenza, io tre a messo. Figurenza. Me penso in de mia de ca. Me penso in de mia de ca. E me interessa mia della ur di oder. La burla nel suo intercalare. Perché dice la verità, perché si usa il Vadek. Fa lo stesso. Angelina, la fa che giudesse. Shur Battista, messi in sighe mia. No, basta adesso. No, aspetta, Bettina. No, basta adesso. Anse sempre a chela. Fa negozio senderò mia maschera. Starò a ca, ma stemi in paz almeno. Sente, è sempre lei che dice la verità, la fa il muro. Ride. Battista? Grigna la sciura padrona. Ad Angelina. Shur se, che ne mia mal perché grigne? Mia mal, perché vi offendete? Se, al care giù la scetta. E ni che tutte do. Di oltre go a me, tace la ur per la crapa, che il par che se cacoio, ma che la me gira. Ma se a mesa quaresma è ele che fa po' a noter. Magari. Con allegria. Sentem. Diserà in compagnia. Dove Schurpader in dove? Con allegria. Che a cao, no? A Che in Bettina. ca? Ciao. Che in ca? Malinconica. Più lo sé, che in ca. $1 dice la verità, l'osteria? No, all'ostarea no. Disie mia all'ostarea. Delusa. Te che avreste de sail. Me che mangia sui costi a misù. Me dice la verità, non cade nessuno. Che andò a rubare nessuno. Lasciala sta. Andò a Roda, non a rubare. Andò a Roda a nessuno, vado a ruota a nessuno. Lasciala sta, parli con me. Gavresti intesciuto in vida che ergu? A Battista. Sure. Aspetta, Aspetta, io ho perso. Bene, perfetto.
Cioè, sì. Shura se un vidad di amici, un vidad di amici, i venirà che e mi starà allegre. E chi sareste, per esempio? Galanton, u vedo e du sposacci, chi venirà che, col so sciure. Genoacar, Sciura curiosa. A Bettina. E allora, caro, il mio massi, per mia sei il po' notre, Ma come i goi de fa a diver. a dire mia. Da diver mia. Se il sa, egnerazio, se il sa, egnerazio Tone, il Shur Giacomo e il Shur Menek. ma doi che botep, Ironicamente. ghera despetasla, tripieci scapaccia la Lucia. Perché? Cosa ho la resa di Shura? E il mio triomene come il va? E i miei 3 uomini come va? Non sono 3 Il mio uomini. triomene come il va? Sì. Se Shur Battista, tri röstek proprio come u, Come come voi. u, E cara la mia Angelina, al deden che quando un uomo ha eu tanti de crapa taccata sul co, che dice che l'è salvadec. E perché? Perché dice la verità? Perché oltre fonne si intreghe come saiocci. E lì a sé che il sesso onesto, l'aurentu, che li staghe attenta, attegna a ma, perché i solci, cara la meoca, i va i trota. A altre donne vi piace andare a spas, a comprare di patosade, e intanto la ca la va a firmarli in firlorum. Se i vestite le mia car, le mia belle. Se quindi mi andà in piazza a stimas, ve è la biligornia. Ghi la crapa de sigoressia, senza sugo e senza giudesse. Scolti che chi ve imbroia, appena a ed u per de braghe, Per la Sinti Salet. a ed u per de braghe, ve la si intorciadet in de stopa come più si e per si mia tante fame ruinate a tace matrimonio in dacciamut. Chi che vedà a tra le bigol. Dico, Bigol. Chi che vedrea le sumiot. E a un uomo che piace a sta in de soccà senza bordelere e senza strigos per i piedi, gli disi chi le röstek, tubercol o pes. Parle be, Elmira forse? meo sei negota, fia ukel che genioia, ma generala che anche la Shura Marietta e la Shura Rosa? Sciura sì. Ognuno con la sua sposa e col suo marito. E se che mia di sporchizie. E cosa ascolta te? A Bettina. perché? E il lavoro che gli fa male agli orecchie? Men vede mia l'ora de te ranvia fode te de pe. Piano ad Angelina. Come ala con quel tal negozio? Piano a Battista. Ve conterò posso. Piano ad Angelina. E te passa via de che? A Bettina. Cosa farò poi di male se sto qui? Via de che tu dici? De che o dici? O sei surda? Al paro carabius. Piano tra sé. A via de che doca? Te mi tira fo di ma. A Bettina. Fa per darle.
Yves sentit Shura Mader? Ad Angelina. Se, quando il tuo padre ti dice di andare via, obbedisci e alla svelta. Con forza. Ah, se che fedeschi la mia povera Mader. Bravi, Esce. bravi, bravissimi, bravissimi. Allora, che ora abbiamo fatto? Porca miseria, non facciamo in tempo a leggere la terza scena, ma non è importante. Leggiamo la prossima volta. Alla fine della sesta, sì. Comparsa la voce, qui non si Non si sente niente. Non si sente niente. Allora, avete il testo in mano fino all'inizio della settima scena, è così? Sì. Bene, ve lo leggete voi e la prossima volta mi fate sentire come siete bravi, va bene? Va bene. Ce la mettiamo tutta. Ma Quarta. siete stati bravissimi. Guardate che il bergamasco è una lingua difficilissima. Siete stati La bravi. sesta, sì. E voi Grazie. avevano già letto qualcosa in bergamasco e sapevano già leggerlo? No. Carmen e l'altra signora, la signora Angeletti, Sì, io ho fatto il corso con Pinocchio lo scorso anno. e mi ricordo di... Però la signora Carmen invece io non l'avevo avuta l'anno scorso. No, a me è capitato solo di trascrivere delle poesie in bergamasco, Comunque, ma non di leggerle sinceramente. bravi tutti, siete stati bravi, mi date un sacco di soddisfazione. Alla fine del... Non si sente. Comparsa la voce. E purtroppo mi sa che è così. Vai, viene. E sta piovendo ancora e purtroppo i collegamenti sono quello che sono. Io saluto tutti, devo andare. Buona serata a tutti e grazie ancora. Salve. Ciao a Ciao, tutti. ciao, buona serata. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, Alla arrivederci. prossima!